Questo è uno splendido tagliere, uno di quelli giusti, un tagliere di salumi, come quelli che di solito potete trovare in agriturismo. Ma al di là della bellezza, al di là del profumo che è veramente incredibile, cosa c'è dietro a una portata come questa? Quanto lavoro c'è? Quanta fatica si fa? Che competenze ci vogliono? Per scoprirlo non basta andare in cucina dove vengono affettati, meglio andare fuori dove ci sono gli animali e dove Roberto mi sta aspettando. Ma torno, aspettami qua, torno. Ciao Nino! Ciao! 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 Nino! Ciao! Ciao! Quanto peso è quelli? Guarda che siamo a 3,50 sicuro. Ma non è così, non è così facile vedere dei maiali così grandi. Una volta forse i verri arrivavano a questo peso. Sì, difatti se questi maiali fossero completi sarebbero verri. Sì, penso che questo è il limite massimo che può arrivare di peso un maiale. Oltre a questo è come mangiare una gallina di 3 anni. È una cultura quella di portarli a questo peso? Perché non molti lo fanno, anzi pochissimi della verità. Perché? Sì, non è conveniente. Perché? Perché tutto questo tempo, adesso li compro che saranno 60, 50, 70, conforme insomma quelli quello che trovo in allevamento praticamente. Certo, quindi mantenerli per tutto questo tempo. Adesso questi fa conto che li ho presi 1 anno e mezzo fa. Adesso questi sono gli ultimi, però dentro in stalla ne ho altri 12 che vanno per l'inverno. Questa è una scelta precisa allora, perché costa di più produrli, vuol dire mantenerli costa più a di lungo, più, costa la resa tutto. diversa. La resa logicamente con un maiale di questi è come ammazzarne 2 di normali. Quindi tu perché hai scelto di allevarli in questo modo? Per la qualità delle carni. Ecco, questo è il maiale sfottone, che ha sempre la lingua fuori, vedi? Che maleducato! Questo ha sempre la lingua fuori, è un difetto, non lo so. La doccia, questa pozzanghera di acqua che sembra quasi una fogna, diciamo, ecco così, nel senso brutto della parola. In realtà per loro è il suo benessere, perché girandosi nel fango creano una pellicola anti-insetti. Quindi antiparassiti. Antiparassiti, no? Adesso difatti se tu vieni magari verso sera, che sono lì che mangiano, li vedi, sono pieni di tavani o insetti che attaccano sulla pelle, ma loro con la protezione che si creano non vengono punti, riescono a resistere. Si vede dalla pelle che non hanno punture importanti. Dai Carolina, andiamo. Ciao. Senti Roberto, per te allevare all'aperto è una regola? Sì, è una regola di benessere. Penso che gli animali stanno bene anche loro con la natura, con quello che è la sua natura. Dall'alimentazione all'ambiente, tutto nell'insieme. Però è impegnativo per chi decide di fare questa scelta, quindi il tuo mestiere. Sì, è impegnativo. Diciamo che non crea più di tanti impegni, perché dargli da mangiare qua, dargli da mangiare in stalla, poco cambia. Forse il vantaggio è per loro? Il vantaggio è per loro, stanno meglio, e nello stesso tempo anche qua diciamo si ricava un prodotto migliore, perché in cattività, come tutti gli allevamenti, logicamente ha i suoi pro e i suoi contro. Anche qua, come vedi,
mangiano la stessa miscela che gli do ai maiali, cereali e fieno e nient'altro. Ma questi sforzi, questa filosofia viene riconosciuta da parte del pubblico? Cioè capiscono gli sforzi e il mondo che c'è dietro? Capiscono in parte sì, in parte pensano che sia un esercizio commerciale che, ecco, perché non sono acculturati su quello che è la vita quotidiana di un agriturismo o di un'azienda agricola. Noi cerchiamo di spendere una parola con le persone e dirgli come che è la realtà del nostro lavoro. Ma logicamente non è che andiamo a forzare, a voler insistere di fargli capire quello che noi facciamo per mettere nel piatto prodotti di qualità. Chi lo chiede o chi è interessato ad ascoltare, noi ben volentieri gli facciamo vedere quello che è la realtà. Altri fanno fatica, magari pensano che l'agriturismo sia una cosa inventata così solo per avere una ristorazione o per avere un qualcosa in più da fare in azienda, ma chi conduce e produce questi prodotti logicamente se lo fa con criterio ce n'è da fare. Roberto, è stato veramente un giro molto istruttivo, a volte fa bene rispolverare queste cose che ho visto in tanti anni, ma non sono in molti che le portano avanti. E qui c'è la concretizzazione del tuo lavoro, vero? Certo, qua è il duro lavoro di tutti i giorni a tirar fuori un prodotto genuino, certo, di qualità, con tutti i suoi profumi, cominciando dalla cuppa, abbiamo la lonza di maiale, la pancetta, la soppressa, il guanciale, sotto un po' di polenta logicamente, per esaltare i profumi. certo. Però ecco, sono tutti condimenti scelti da io e mio figlio Massimo, e ogni prodotto ha il suo condimento, Certo, quindi qua anche accompagnati dalle verdure che adesso andremo ad assaggiare e gusteremo, ecco. E che comunque, ecco, anche questo, non solo il maiale o altri animali da sta dietro, ma anche l'orto, certo, e tutto quello che concerne per creare questa situazione. Allora, i profumi sono incredibili, c'è solo una carenza, manca il pion, la forchetta, però che le fette del pane. E adesso vediamo dentro. Vediamo dentro. In mano, come gli amici. E ricordatevi ragazzi che un buon prodotto nasce sempre dalla terra e dal lavoro dell'uomo. Tutto il resto, dubitate. Dico bene? Perfettamente. Allora buon appetito. Ciao ragazzi, alla prossima cantierata. E adesso... Mamma che buono. Fantastico. Non ne ferma più nessuno. Guarda, pericoloso.